Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, poi vi ricordo anche il numero per inviare i messaggi che è il 346 64 277 56. Quest'oggi in collegamento telefonico con noi abbiamo la vicepresidente di Fratelli d'Italia, la dottoressa Isabella Rauti. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno radioascoltatori. Ho un ritorno del telefono, dipende da me? No, sentiamo chiedo alla regia Giulio di aggiustare meglio, perché sento anch'io un rimbombo, Giulio. Ora ci sente, dottoressa? Sì, molto meglio. Allora, Perfetto. dottoressa, ieri è stata scelta la città di Milano e anche la città di Cortina per quanto riguarda le Olimpiadi del 2026. Cosa comporta questo? Cosa appunto può succedere, succederà anche in termini di posti di lavoro? Sì, allora intanto dobbiamo festeggiare tutti una bellissima notizia, e tutti intendo tutti, il sistema paese, Italia, tutti, e anche ringraziare chi ha lavorato a questo progetto, ci ha creduto per primo e comunque ha fatto sì che questo sogno italiano potesse cominciare, perché è un sogno che comincia. Sì. Tra l'altro dobbiamo anche dire che dopo 70 anni torneranno le Olimpiadi a Cortina. Sì. Era il 1956, ieri sono andata a rivedere perché non ricordavo, sì. E ho ritrovato anche il manifesto di allora, quindi dopo 70 anni si torna a casa, si torna a Cortina con queste Olimpiadi. E non ho potuto non pensare anche invece in questo caso con rammarico a quella opportunità che è sfumata delle Olimpiadi a Roma per il 2024, che è stata per la città di Roma, che poi è la mia città, una ferita notevole. In termini rispetto alla tua domanda, sì. Oltre chiaramente questo sentimento comune e condiviso di festeggiamento, ci dobbiamo augurare che tutto avvenga con un marchio Made in Italy, quindi in realtà dobbiamo non solo essere fieri e orgogliosi, ma dobbiamo anche mettere a sistema questa opportunità e creare un indotto che sia in tutto e per tutto totalmente prodotto italiano, Made in Italy, e quindi si apre una grandissima opportunità per tutti noi, insomma, ed è veramente una bellissima notizia. Certo, quindi insomma la macchina organizzativa partirà a breve. Dottoressa, per quanto riguarda la questione della nave Sea-Watch 3, cosa sta succedendo a questa nave? Quali sono le ultime novità? Sì, chiaramente seguiamo tutti sulla stampa, io però su questo vorrei essere chiara, perché è un po' diventata una cosa seriale, no? Cioè nel senso che per carità è lontano da un tono, come dire, di cinismo, perché parliamo di persone, però dobbiamo anche essere molto chiari su un fatto: si tratta di un NGO tedesca che batte una bandiera olandese e devo dirlo, il ministro degli interni ha fatto benissimo a scrivere al suo omologo olandese, sottolineando nella sua lettera come l'Unione Europea sia assente e lontana come sempre, e come chi dovrebbe sentirsi responsabili di quello che accade a donne e uomini a bordo della Sea-Watch riguarda i paesi che ho menzionato. Sì. Qui pare che sostanzialmente tutta la colpa e la responsabilità sia dell'Italia. Invece io vorrei girare la domanda, cioè perché navi NGO fanno la spola con l'Italia, cioè dove sta scritto che queste navi possano fare spola con l'Italia, raccolgono migranti clandestini nel Mediterraneo e pretendono di sbarcarli da noi. Ripeto, sono un'NGO tedesca che batte bandiera olandese. Si continuano quindi a traghettare migranti, e tra l'altro abbiamo visto tutti quel filmato che ci spiega il nuovo meccanismo, cioè dalla nave madre, che era, diciamo, lo scafismo al quale noi eravamo, come
dire, purtroppo abituati. Si passa, poi la nave si ferma, arrivano piccoli barche di piccole dimensioni e vengono distribuiti questi migranti per poi farli sbarcare comunque, no? Quindi diciamo che ci sono ormai i meccanismi, si sono affidati. Allora la domanda è: questa nave è dell'NGO tedesca, la nave è olandese oppure è una nave pirata di cui nessuno si assume la responsabilità? È evidente che per noi però di Fratelli d'Italia, che da sempre ribadiamo un concetto, cioè continuiamo a discutere di un problema diciamo a valle, nel senso, cioè far entrare o non far entrare nei nostri porti queste navi. Il problema andrebbe aggredito a monte, cioè queste barche non dovrebbero partire, e questo aspetto si può realizzare soltanto con un blocco navale a largo delle coste della Libia. E approfitto per dire che il blocco navale non è, al di là e al dispetto dell'espressione, una misura di guerra, perché se si fanno delle intese con i paesi che affacciano sul mare, si può costruire, impegnando chiaramente la Guardia Costiera e tutti gli stakeholder interessati, si può costruire un meccanismo di blocco navale che impedisca a queste barche di partire lì da dove stanno partendo, perché poi altrimenti il problema si pone, come si sta ponendo adesso con la Sea-Watch 3, ma ci sono dei precedenti. Tra l'altro ricordiamo che di pochi giorni fa che il Tribunale dei Ministri ha archiviato l'indagine che aveva avviato sull'esecutivo per una vicenda simile che coinvolgeva la stessa nave. Quindi mi pare che sia una cosa che si ripete. Allora, blocco navale subito di fronte alle coste libiche per impedire ai barconi di partire. Benissimo. E assunzione di responsabilità per tutti quei paesi europei che sono indirettamente coinvolti con la nave o con la bandiera in questo caso, ma che sono comunque indirettamente coinvolti in quanto i paesi europei, perché poi i migranti partono dal sud del mondo per venire verso l'Europa, e il fatto che poi sbarchino in Italia, noi siamo anche territorio di passaggio, quindi l'Europa non può continuare a chiudere gli occhi. Perfetto. Dottoressa, le faccio un'ultima domanda. In questo momento è intervenuto il Ministro dell'Economia Tria sulla procedura di infrazione possibile da parte dell'Unione Europea e ha detto: rispettiamo le regole, sono ottimista sulla procedura dell'Unione Europea. Un'eventuale procedura di infrazione cosa potrebbe comportare anche per quanto riguarda la tenuta del governo? Guardi, allora noi dobbiamo fare tutti affinché si eviti questa minacciata procedura di infrazione. Sono contenta che il Ministro si dica ottimista, e quello che mi sfugge è che cosa noi, al di là della lettera che il Presidente Conte ha fatto, mi sfugge quello che noi stiamo riproponendo all'Europa affinché si eviti la procedura di infrazione. Io penso, noi di Fratelli d'Italia pensiamo questo, che in realtà noi dovremmo dire all'Europa che lo sforamento del debito, intanto che le politiche di austerity che l'Europa ha portato avanti hanno ucciso il nostro paese, e penso anche che questa Commissione europea che minaccia la procedura di infrazione è stata ampiamente sconfessata nel voto europeo che si è svolto nei vari Paesi membri. Ma vorrei anche dire che noi dovremmo sforare il deficit impiegando le risorse per spese come l'infrastruttura o spese che favoriscano lo sviluppo. Quello che sinceramente non possiamo condividere è che invece si sfori il deficit, magari per esempio, me lo lasci dire, per pagare il reddito di cittadinanza, sono due aspetti diversi. Allora io credo che all'Europa bisognerebbe chiedere se farci spendere i soldi per investimenti pubblici, per tagliare le tasse, per fare per esempio una flat tax, che è un punto nodale del programma di Fratelli d'Italia, e so che peraltro anche la Lega lo condivide, ma che va fatto. Ma per farlo, lo sappiamo tutti, bisogna favorire degli introiti, e altrimenti non è possibile realizzare questa tassa piatta che noi abbiamo sempre richiesto del 15% per famiglie e imprese, e l'abbiamo chiesta all'inizio
l'abbiamo implementata, l'abbiamo definita perché da portare alla differenza rispetto alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e poi portare chiaramente al sistema. Allora, tornando al punto, noi dobbiamo assolutamente evitare la procedura di infrazione, però dobbiamo, ecco, che in questo il governo sia coeso e non abbia, come dire, esitazioni nell'ambito anche della sua maggioranza, perché dobbiamo andare in Europa con autorevolezza, dirgli però non faremo i buoni, ma con delle proposte concrete, cioè denunciando quello che noi abbiamo subito negli anni sicuramente, ma soprattutto portando all'attenzione dei provvedimenti economici che sono destinati a, come dire, a riavviare la crescita di questo paese per evitare che il debito pubblico continui. Noi in realtà non sappiamo quali sono le proposte economiche che il governo adesso sottoporrà all'Europa. Benissimo. Dottoressa, quali sono i suoi impegni in questi giorni? Perché sappiamo che lei è impegnata, guardando la sua pagina Facebook si notano numerosissimi eventi, no? Ci racconti un po' dove va oggi, dove va domani? Posso cominciare dal primo, perché praticamente appena chiudo il telefono devo entrare in ritardo enorme in un workshop che qui si sta svolgendo qui alla Camera, che è promosso dall'intergruppo parlamentare che già c'era stato nella precedente legislatura, ma io non ero in Parlamento quindi non vi ho partecipato. Per fortuna ho l'opportunità di farlo adesso, dedicato allo spazio e ai temi della difesa, ma soprattutto dell'industria della difesa. Quindi questo è il primo appuntamento. E poi in giornata ho commissione femminicidio con audizioni importanti, commissione difesa anche con provvedimenti importanti, e commissione diritti umani. Io sono in 4 commissioni e quindi, come dire, cerco di seguire tutto. Quindi oggi sono impegnati e poi ci sono gli impegni di aula, ma la conferenza dei capigruppo del Senato deve a mezzogiorno darci il nuovo calendario, e poi anche noi dovremo affrontare il DL crescita, perché appunto la Camera lo ha chiuso e è arrivato in aula di Palazzo Madama tra oggi e domani. Benissimo, allora dottoressa, noi la lasciamo andare, la ringraziamo per essere stata qui con noi, buona giornata e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori e complimenti per il vostro servizio. Grazie veramente. Mille. Grazie mille alla dottoressa Isabella Rauti, buona giornata. Grazie mille. Adesso chiedo a Giulio, al di là del vetro, se riusciamo ad avere in collegamento telefonico il nostro prossimo ospite. Benissimo, abbiamo in collegamento telefonico con noi in questo momento il senatore del Movimento 5 Stelle, il dottor Mario Turco. Buongiorno, senatore. Salve. Buongiorno a tutti. Non ricordo se è la prima volta qui in radio o è la seconda? No, è la seconda volta. Ecco. Siamo sentiti a novembre, se non ricordo male. Anch'io non ricordavo bene. Allora, lei è professore di economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia di Unisalento, anche dottore commercialista e revisore dei conti, fa parte della Commissione al Senato Finanze e Tesoro e anche membro della parlamentare della Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, giusto? Sì, giustissimo. Benissimo. Allora, senatore, ieri il ministro Di Maio con altri ministri è stato a Taranto. Ci racconti un po' come si è svolta la giornata? Lei c'era anche? Sì, io sono di Taranto, quindi sono un parlamentare di Taranto, del territorio. Ecco. Sì, sono di Taranto, quindi è stata una giornata intensa dove sono stati, tracciate alcune soluzioni ad una serie di criticità, sia sul piano economico, sia sul piano della riconversione economica e poi sul piano della sostenibilità ambientale e sanitaria dello stabilimento siderurgico di Taranto. Sì. Quindi insomma, quanto è durata la giornata del ministro? È iniziata intorno alle 11 e poi abbiamo terminato verso le 16. Chiaramente sul piano economico c'è stato un grande passo in avanti, perché questo governo si deve dare atto che ha ereditato una situazione molto complessa. Ha ereditato un piano di riconversione che registrava un forte ritardo, perché vorrei ricordare che il piano di riconversione su Taranto può contare su una disponibilità di oltre 1 miliardo
che è il miliardo poi sequestrato ai Riva in sede, diciamo, giudiziaria, e che è stato destinato alle bonifiche e alla riconversione del territorio. Sì. Il governo attuale ha acquisito questa disponibilità, ha trovato solo un impegno di 300 milioni di euro che erano stati impegnati dal vecchio governo in 3 anni. In soli 2 mesi, dal 24 aprile a ieri, il governo ha dato una forte accelerata agli impegni di spesa, individuando dei progetti e destinando delle risorse per ulteriori 400 milioni. Quindi di quell'oltre 1 miliardo siamo riusciti a impegnare 700 milioni complessivamente, e il governo si è impegnato entro metà settembre a far partire i primi cantieri per un importo complessivo di 500 milioni. Quindi di quei 700 milioni subito saranno caratterizzati subito 500 milioni. Quindi questo è un forte impulso al territorio, perché soffre da anni. Io vorrei ricordare che oltre alla crisi del siderurgico, il territorio di Taranto ha sofferto dal 2006 del dissesto finanziario del comune, che è uno dei più grandi dissesti d'Italia, con oltre un miliardo di debiti, quindi è un territorio ascoriato e che ha sofferto in questi lunghi oltre 10 anni. Senatore, ma per quanto riguarda il turismo, no, a Taranto in estate, c'è turismo in questo periodo? Il turismo c'è stato sempre, anche perché abbiamo delle forti attrazioni che sono oltre quelle del mare, che per fortuna abbiamo una costa che non è inquinata bello, dal siderurgico. Sì, abbiamo la costa salentina, quindi abbiamo tutta la costa ionica che è un fiore all'occhiello e dobbiamo preservarla. Abbiamo persino i delfini che si possono, diciamo, tranquillamente visitare in catamarano a poche miglia dalla costa. Sì. E è chiaro che questi settori, il settore del turismo, poi vorrei ricordare che abbiamo il Museo Nazionale, il Marta e il Castello Aragonese, che è il secondo, diciamo che la seconda struttura museale più visitata in Puglia, dopo alcune altre strutture in provincia di Bari, quindi il Castello del Monaco. E quindi il turismo solo che deve essere accompagnato poi da altri settori che sono l'endogastronomia, le attività, diciamo, agricole, delle ceramiche, e quindi dobbiamo rilanciare questo settore, perché è un settore che è poco conosciuto, poco sviluppato, e potrebbe rappresentare un ulteriore asset all'economia locale. Benissimo. Senatore, per quanto riguarda invece il salario minimo orario proposta di voi dei 5 Stelle, no? Sta subendo un po' di critiche. Ci spieghi un po' cosa prevede questa proposta? Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che il salario minimo dovrebbe essere una linea strategica dell'Europa. Partiamo di qui, perché in Europa ci sono delle differenze salariali tra un paese e l'altro, e questo crea diseguaglianze, e imprese italiane che vanno, diciamo, a trasferire gli stabilimenti in questi territori. E quindi il salario minimo innanzitutto è una misura di civiltà che l'Europa dovrebbe usare, proprio per evitare, diciamo, la delocalizzazione delle imprese e una concorrenza poi sleale che si viene a creare all'interno della stessa Europa. Detto questo, è chiaro che noi non possiamo accettare che in Italia ci siano dei salari sottopagati. Ci sono dei salari addirittura che sono pari a circa 2 euro all'ora, quindi 2-3 euro all'ora. E quindi questa è una misura di civiltà che il governo del cambiamento quindi non può diciamo trascurare unitamente ad altre misure che mettiamo sullo stesso piano. Benissimo. Allora, senatore, noi la lasciamo andare, perché so che in aeroporto in questo momento è in partenza per Roma, immagino, giusto? Sì, in partenza per Roma, perché ieri purtroppo non sono potuto partire per le vicende di Taranto, e quindi sono in partenza adesso. Allora, noi la lasciamo andare, le auguriamo buona giornata, buon volo, e ci risentiamo presso in radio.
Grazie. Arrivederci al senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Leggiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa sui conti pubblici. Il ministro dell'economia Tria dice rispettiamo le regole, ottimista sulla procedura dell'Unione Europea. Maxi frode su prodotti bio, 9 gli arresti, sequestrate 6 società e beni per 6,5 milioni di euro. Spacciavano per succo di frutta biologico quello che in realtà era succo concentrato e sofisticato di mela. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che sta eseguendo 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro di 6 società e di beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Pisa per contrastare una maxi frode in commercio di prodotti biologici diretta dalla Procura pisana con la collaborazione di Eurojust ed eseguita dagli ispettori del Dipartimento Antifrode del Ministero delle Politiche Agricole. Altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa: Iran chiusa la via diplomatica con Trump per le sanzioni contro la guida Khamenei e il ministro Zarif. Imporre sanzioni sterili contro la guida suprema dell'Iran e il capo della diplomazia iraniana significa la chiusura in modo permanente della via della diplomazia con l'amministrazione Trump. Me lo ha scritto su Twitter il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi. Allora, adesso sentiamo, in questi ultimi 5 minuti che ci rimangono prima della pausa pubblicitaria, un piccolo intervento sulle Olimpiadi del presidente della regione Lombardia Fontana, del presidente Zaia, del sottosegretario Giorgetti, del ministro Salvini e anche del deputato della Lega sottosegretario Durigon. Il nostro paese, quando ha la forza di andare insieme unito, può vincere qualunque competizione, e questa ne è la prova. Un bel segnale che si dà, perché per lo sport poi è il contesto ideale, che è quello di portare avanti una sfida che vada al di là delle idee politiche. È forte, quando è forte viene premiata, quindi bene, abbiamo vinto e bene così. Adesso noi dobbiamo essere all'altezza del compito che ci siamo voluti assumere. Le Olimpiadi sono una vetrina nel bene e nel male di fronte al mondo, quindi lavori nei tempi previsti, nei budget previsti, nei costi previsti, in tempo utile per la manifestazione. Quando facciamo le cose per bene, quando ci presentiamo con un volto credibile, aggiungiamo la nostra simpatia, possiamo vincere. Siccome vedo anche Durigon che annuisce, sono lieta nel constatare che si è uniti nell'orgoglio italico. Ma io penso che in qualsiasi attività che uno fa si annida sempre la persona che cerca in qualche modo di depredare oppure di fare una cosa diversa da quello che è la normalità. Se noi pensiamo anche su azioni diverse, anche al famoso reddito di cittadinanza, ci sarà il furbetto che farà una dichiarazione che lavora in nero e prenderà in qualche modo anche il reddito, ma non significa che la norma è sbagliata oppure che non dobbiamo farla perché c'è quella persona che in qualche modo va a depredare questa norma. Quindi io credo che finalmente abbiamo vinto le Olimpiadi, questo paese è credibile agli occhi del mondo. Oggi abbiamo una nuova, e sono convinto anche di quello che diceva poco fa Cosetto, non è sicuramente la panacea di tutti quanti i mali, ma una nuova prospettiva, cioè quella di essere credibile al mondo. Va bene, allora Max Brod della giornata di ieri, restino il direttore testi Notaria Colombo, poi andiamo avanti. Max Brod. Come mai il suo collega vice premier Di Maio continua a dire ci spieghino dove trova i soldi per la flat tax? Le idee ce le abbiamo chiare, si può fare in fretta, come per le Olimpiadi. Se uno ha le idee chiare, è determinato e coraggioso, vince. Qua serve un po' di coraggio. È una nuova giornata di botta e risposta nel paese, a iniziare dagli alleati di governo che litigano sulla manovra economica. Salvini la vuole anticipare all'estate, ma Di Maio ribadisce: per me si può fare pure domani, il tema è cosa ci mettiamo dentro. Stamattina ho sentito Garavaglia dire non dico
dove sono i 15 miliardi di euro della flat tax, altrimenti Di Maio me li ruba. Non è il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi di euro per fare la flat tax. Qui il nodo si chiama Minibot. Oggi c'è anche una diatriba fra Giorgetti e Borghi sulla questione di Minibot. Ci dice qual è la posizione della Lega? È evidente che pagare i debiti con le imprese e con le famiglie è una priorità per questo governo e per il mio movimento. Sul come farlo, il dibattito è aperto. Quella di Giorgetti è stata una battuta. Sarà anche una battuta, però ne ha fatta poi un'altra stamattina. Beh, ma è normale. Le proposte si mettono sul campo, poi è chiaro che devono avere le gambe per camminare. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici di RPL, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, vi ricordo anche il numero per mandarci sms 346 64 277 56. Saluto Giulio in regia al di là del vetro, Giulio Carnelli, ed in collegamento telefonico con noi il deputato della Lega Dimitri Coin. Ciao Dimitri, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Dimitri, raccontaci un po' oggi cosa c'è in programma nelle tue commissioni, che sono tante. Tu fai parte della Commissione Affari Esteri, Commissione Agricoltura e Commissione RAI. Cosa c'è oggi in programma e anche in questa settimana? Ma guardi, nella Commissione Affari Esteri prevalentemente in queste settimane abbiamo trattato in previsione del Consiglio d'Europa dell'allargamento dell'area balcanica, quindi l'allargamento dell'Unione Europea verso l'area balcanica, che è un'area assolutamente delicata, però è un'area anche di interesse particolare per l'Italia. È un'area dove però ci sono delle situazioni particolari, ci sono delle situazioni diverse, perché un conto è parlare di Serbia, che ha matrici molto vicine al nostro cultura e alle nostre tradizioni, e un altro conto è parlare magari di altri paesi che hanno matrici ben diverse, come noi sappiamo, hanno matrici islamiche, e quindi ci sono delle situazioni particolari. Per quanto riguarda invece l'agricoltura, il momento in cui queste settimane si è parlato molto anche nei giornali del settore ittico, delle quote sulla pesca, sul tonno. Questa settimana avremo discussioni sulla disciplina della cultura idroponica, cioè di quel tipo di coltivazione che viene fatto fuori suolo e alimentando le piante direttamente
con acqua e con principi nutritivi, e che portano a produzioni particolari e anche una qualità importante del prodotto. Benissimo. Senti, Dimitri, parliamo un po', commentiamo anche la scelta del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale dei Giochi, no? A Milano, delle prossime Olimpiadi, ha scelto come città Milano e Cortina. Tu che ne pensi? Cosa c'è ora adesso come lavoro, ecco, come posti di lavoro? L'impegno, il risultato è stato un risultato straordinario. Io da Veneto ho seguito abbastanza emotivamente questa scelta, perché il Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, i consiglieri e tutta la regione stessa hanno sostenuto fin da tempi abbastanza lontani, diciamo, questo tipo di percorso, del quale oltre a Milano doveva far parte anche Torino. Poi le note vicende hanno fatto sì che Torino si sfilasse, però devo dire che è stata una vittoria di tutta un'organizzazione, perché sia la Regione Veneto, la Regione Lombardia, i CONI e tutti hanno messo del loro per raggiungere questo obiettivo. È un grande risultato che porterà sicuramente sviluppo e anche la realizzazione di infrastrutture delle nostre montagne, che ne hanno assolutamente bisogno. Ecco. Ci saranno degli investimenti che arriveranno dal Comitato Olimpico, un'altra parte arriveranno dalle altre parti, però io sono convinto che, vista la laboriosità e la perizia con cui si fanno le cose dalle nostre parti, il risultato sarà straordinario, ne avevamo bisogno. Ecco, senti Dimitri, per quanto riguarda la questione della flat tax, no? Cosa succederà, insomma? Noi siamo assolutamente fiduciosi, riteniamo che sia necessario intanto un abbassamento delle aliquote fiscali. Una prima botta di flat tax è stata già portata con la finanziaria scorsa, però adesso c'è la necessità di allargarla alle famiglie, alle imprese e quindi allargare la platea di queste persone che ne beneficeranno. Si parlava del problema delle coperture, ma io sono convinto che queste ci siano e si troveranno, ecco, per un'operazione così importante. Sì, benissimo. Allora, senti Dimitri, noi ti lasciamo andare perché so che sei in treno e la linea potrebbe interrompersi. Ti auguro buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille a Dimitri Coin, deputato della Lega. Allora, adesso guardiamo la pagina Facebook, prima di parlare con il nostro prossimo ospite, guardiamo la pagina Facebook del ministro Matteo Salvini, che scrive: qualche giorno fa il presidente Trump ha conferito la medaglia per la libertà ad Arthur Laffer, economista e padre degli sgravi fiscali, che ha dimostrato come oltre un certo livello di pressione fiscale le entrate per lo Stato diminuiscono. Livello superato da troppo tempo in Italia, meno tasse e il paese riparte. Onore a Laffer, scrive il ministro Salvini. E chiediamo a chi di economia se ne intende, lo chiediamo a Silvia Covolo, deputata della Lega. Ciao Silvia, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi. Allora Silvia, raccontaci un po', insomma, hai sentito il ministro Salvini cosa ha scritto, tu che ne pensi, insomma, della questione fiscale in Italia? Che cosa si sta facendo, ecco? Io ti dirò personalmente, essendo una professionista, sento moltissime lamentele da parte di commercialisti, da parte di operatori del settore, perché c'è una fortissima evasione fiscale e quindi in primis i cittadini e i colleghi mi chiedono di intervenire su questo. Sì. Sono state fatte interrogazioni, sono stati fatti question time in commissione, il governo ha sempre assicurato che di attivare la massima collaborazione con la Guardia di Finanza in questo senso, quindi per la lotta al nero e per il contrasto all'evasione. E con queste misure, con questi incentivi che prevedono un abbattimento della tassazione per chi si contiene entro determinati limiti gradi, c'è appunto il rischio di mancate dichiarazioni
Sì. Perché c'è il rischio appunto che i beneficiari della flat tax, come è stata vista finora, quindi una tassazione del 15% per chi consegue compensi o ricavi fino a 65.000 euro di reddito, può costituire un incentivo appunto all'evasione. Tu potresti non fatturare per rimanere entro quei limiti reddituali. Ecco. Per cui io la vedo come un incentivo, perché c'è una forte richiesta di defiscalizzazione e di detassazione da parte di cittadini e di imprese, ma per altro verso la vedo anche come un rischio, come un incentivo all'evasione. Ecco, senti. E le due questioni vanno calibrate a mio avviso, cioè incentivando al massimo i controlli delle guardie di finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Le due misure non possono essere disgiunte. Senti Silvia, per quanto riguarda invece la questione Minibot, no? Abbiamo visto che c'è stata una piccola polemica. Qual è la soluzione a questa misura? Io penso che l'obiettivo principale deve essere quello di favorire il pagamento dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione, e quale che sia lo strumento, che sia il Minibot o che sia il denaro liquido, a mio avviso è del tutto irrilevante. Claudio Borghi ha assicurato che si tratta di una misura che è prevista nel contratto di governo, è una misura assolutamente legittima, sono una specie di titoli di Stato al portatore, che quindi tengono luogo del denaro contante, che non comportano oneri per lo Stato. Tuttavia bisogna verificare se contempla questo tipo di misure e la ritiene ammissibile. Dobbiamo sempre tenere conto dei vincoli che abbiamo e del peso dell'Unione Europea. Da qui abbiamo visto, dobbiamo evitare in tutti i modi le procedure di infrazione, non possiamo prescindere dalle valutazioni che ci arrivano da Bruxelles e da Strasburgo. Senti Silvia, per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, leggevo una notizia: caos del reddito nel Lazio, manca la procedura, niente convocazioni. Che cosa è successo? E come sai è una misura che è stata fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle. Io penso che qualche volta non si tenga sufficientemente in considerazione i risvolti pratici che possono avere determinate misure, e in questo caso probabilmente non sono stati studiati adeguatamente, i centri per l'impiego non sono usati e abbiamo visto che finora non si è rivelata una misura efficace come auspicato. Benissimo. Silvia, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Sono Marco da Mantova, ciao. Ciao Marco, prego. Un saluto anche alla parlamentare. Sì. Io volevo Buongiorno a te, buongiorno a lei, come vuoi. Io volevo... Sei giovane, siamo giovani, dai. Ok, mi rifaccio alle tue dichiarazioni che noi non possiamo prescindere dall'Europa, dalla procedura di infrazione, eccetera. Però, correggimi se sbaglio, la Francia è stata per diversi anni in procedura di infrazione perché superava il 3% di deficit PIL e l'Europa non gli ha mai fatto niente. Ok, tu mi verrai a dire, ma la Francia ha un debito pubblico inferiore a quello che abbiamo noi perché il nostro è superiore al 132%, eccetera. Ma anche noi come paese fondatore come paese fondatore al pari della Francia, penso che dovremmo avere un peso. Noi non siamo la Grecia che ha 11 milioni di abitanti e un'agricoltura, un'economia essenzialmente agricola. Noi siamo ancora, secondo me, il secondo o al massimo il terzo paese industriale d'Europa. Allora, noi possiamo avere delle carte da giocarci, anche perché la procedura di infrazione non è riferita, se non vado errato, a una manovra di questo governo, ma alla manovra del 2018 fatta da Gentiloni. Come fare per evitare la procedura di infrazione? A mali estremi, estremi rimedi. Noi abbiamo la carta possiamo mettere il veto al bilancio, oppure non pagare i soldi che ogni anno dal 2 gennaio noi versiamo all'Europa per stare nel clan di questi boss della mafia. Io li chiamo così perché si comportano da tali. Io penso che se loro, del resto, e poi chiudo, quello che fanno lo fanno semplicemente per una ragione, perché questo governo non è il governo che piace a loro. E allora tanto vale, loro faranno di tutto per impedirci di fare qualsiasi manovra che escluda il pilota automatico di Draghi. A questo punto io penso che se loro fanno vedere i denti li dovremmo far vedere anche noi. Aspetto una tua risposta, grazie. Grazie Marco. Silvia. Il problema è quello,
come ha sottolineato Marco, del rapporto debito-PIL che è superiore al 132%, e mi risulta che determinate proteste tasse mini-bot erano state espresse proprio in questo senso, perché si tratta di ulteriori misure che favoriscono il debito. Io penso che il governo stia comunque fornendo sufficienti rassicurazioni all'UE circa le nostre entrate anche dal punto di vista fiscale, e quindi sul fatto che la spesa sia sufficientemente coperta. Non mi sembra che questo governo abbia incentivato il debito pubblico, al contrario, stiamo ponendo una massima attenzione alle uscite dello Stato, e abbiamo cercato di introdurre delle misure come quota 100, come la flat tax, come il reddito di cittadinanza, che possono indurre i cittadini al consumo e quindi al rilancio dell'economia, perché se tu metti a disposizione il tuo reddito per favorire la domanda, incentivi le imprese a produrre, a loro volta pagano gli stipendi e i loro dipendenti possono consumare. Quindi abbiamo messo in atto una manovra espansiva per appunto per ridurre l'intervento dello Stato e per ridurre il debito. Benissimo. Silvia, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Anna da Verona. Ciao, Anna. Io vorrei fare una domanda, ma tutti quegli enti inutili, tutte quelle società, non so esattamente, specialmente se le leggiamo sul giornale La Verità, ne troviamo a bizzeffe. Non si fa niente per ridurre la spesa in quel campo lì, portargli via un po' di soldi, chiuderli e recuperare un po' di denaro, perché mi sembra che lì non si faccia niente. Tutti questi enti sono sempre lì e mangiano soldi a bizzeffe. Grazie. Grazie a te, Anna. Silvia? A me non è propriamente così, perché stiamo cercando di semplificare al massimo. Da ultimo sai che è stata posta la fiducia alla Camera sul decreto crescita, che agisce in questo senso, che punta a snellire al massimo le procedure e punta alla massima semplificazione. Poi è chiaro che va rivisto complessivamente anche l'ordinamento degli enti locali. Come sai, erano state ripensate le province, erano state istituite numerose società a partecipazione pubblica. Dal nostro punto di vista va rimesso in mano tutto il sistema. Benissimo. Senti Silvia, in programma... L'autonomia forse favorirà questo. Sapete che l'autonomia delle regioni ordinarie sull'agenda del governo dovrebbe essere trattata proprio in questi giorni. Il percorso autonomista dovrebbe portare a dare maggiore centralità alle regioni e quindi favorire il taglio di tutti gli altri enti e società che sono inutili. Va bene. Silvia, in programma questa mattina cosa c'è nella Commissione Finanze? E noi in Commissione Finanze stiamo lavorando sull'accorpamento dell'IMU e la TASI, quindi come ti ho detto prima stiamo continuando ad agire nell'ottica della semplificazione. Domani avremo question time e poi in aula abbiamo vari provvedimenti che erano stati rinviati la settimana scorsa, come il riordino dello sport, e la delega al governo in materia di turismo e ratifiche di vari trattati tra l'Italia e altri enti. Benissimo, allora Silvia, buon lavoro, ci risentiamo prossimamente. Infinite, buon lavoro a voi e buona giornata. Grazie a te per essere stata con noi, ringraziamo Silvia Covolo, deputata della Lega. Ricordiamo il numero che è lo 0266 20 35 29 per intervenire in diretta, poi vi ricordo il numero per mandarci i vostri SMS che è il 346 64 277 56. Oggi è martedì, di solito noi il martedì alle 10:35, Giulio mi dice sì, fa cenno con la testa di sì, sentiamo Alessandra Locatelli. Oggi abbiamo posticipato, Alessandra ci mancavi, buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Non so se si sente bene, che rimbomba un po'. Non fa niente, ma ti sentiamo benissimo. Bene. Senti Alessandra, raccontaci un po'. Abbiamo una telefonata, sentiamo prima questa telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Augusto da Lecco. Ciao Augusto, prego.
Mi sentite? Io sento una specie di rimbombo. Allora chiediamo a Giulio di aggiustare. Ora sì, No, ti comunque niente, sarò breve. Ascolta, è un po' che non sento più parlare la Lega della legge Glass-Steagall, cioè la separazione delle banche commerciali da quelle finanziarie. Sì. È stato un cavallo di battaglia che ha una grossa presa, specialmente qua al nord, dove le banche ormai sono diventate delle specie di associazioni a delinquere. Sì. Un pensiero personale, finché stiamo in Europa procrastiniamo questa agonia che ci vuole pauperare di tutto ciò che i nostri anziani, i nostri vecchi ci hanno dato. Quindi prima ce ne andiamo e meglio è, e a testa alta. Viva la Lega, vi abbraccio e grazie. Grazie mille a te. Allora Alessandra, raccontaci un po' che cosa state discutendo oggi in commissione, nella tua commissione affari sociali, Sì. no? Ma in commissione adesso stanno proseguendo le audizioni di alcuni costituzionalisti e penalisti in commissione congiunta con la Commissione Giustizia e Affari Sociali, sempre sulla revisione insomma, di un articolo particolare che è il 580 sull'eutanasia, per dare una risposta sostanzialmente alla Corte Costituzionale che ci chiede di esprimerci insomma in qualche modo, però poi proseguiremo tutta la giornata fino a giovedì perché abbiamo anche insomma l'utilizzo e la diffusione migliore del defibrillatore che è automatico e semiautomatico anche in contesti non ospedalieri, può salvare veramente la vita e quindi si tratta secondo me di un dovere civico anche per tutti poterlo utilizzare. E poi abbiamo tante altre proposte di legge in discussione, da quella sulle malattie mentali all'autismo, poi continuerà anche la trattazione dell'inclusione scolastica dove io sono anche relatrice insieme alla Commissione Educazione e Istruzione. Benissimo. Senti Alessandra, anche a te chiedo un po' di commentare la decisione del Comitato Olimpico Internazionale per quanto riguarda le Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina. Che ne pensi di questo? Beh, un grande successo per tutti gli italiani, soprattutto sappiamo di essere un popolo molto sportivo e quindi il fatto che un po' per la terza volta le Olimpiadi invernali vengano aggiudicate all'Italia e poi senza contare anche le Olimpiadi, insomma quelle di Roma degli anni passati, però è un grande successo, direi un po' una sorta anche di riaccreditamento direi agli occhi di tutti dopo un periodo in cui hanno cercato anche di mettere l'Italia in difficoltà. Sappiamo anche che stiamo attendendo delle risposte sulle procedure di infrazione eccetera, ma senza entrare nel contesto nero insomma delle politiche economiche e finanziarie europee è chiaro che comunque aggiudicarsi le Olimpiadi invernali è un successo che porta anche più lavoro, porta insomma anche una maggior voglia di fare insomma di tutto il paese in un contesto che comunque è quello di una partecipazione, un coinvolgimento a una pratica sportiva, più pratiche sportive che interessano un po' tutti. Senti Alessandra, veniamo al caso della Sea-Watch. Su Repubblica c'è un titolo adesso: Sea-Watch, lo straziante appello dei migranti, fateci sbarcare, siamo scappati dalle prigioni libiche, non ce la facciamo più. La Sea-Watch chiede l'intervento della Corte di Strasburgo, la diocesi di Torino dice anche siamo pronti ad accogliere. Quali sono le ultime novità? Ma insomma le ultime novità sono che sì, loro saranno anche in attesa di una risposta dalla Corte dei diritti eccetera e dalla Corte europea, però fatto sta che stanno violando diverse normative, si tratta comunque di una nave olandese che fa capo a un'ONG tedesca. Quello che si diceva in queste ultime ore è: allora dividano le persone che sono su questa nave, metà vadano in Germania e metà se ne vadano in Olanda, perché non è possibile che in ogni caso a rimetterci siamo noi, tanto più che sempre dalle ultime notizie di questi giorni
era stato data la disponibilità di un porto in Libia, la Malta non apre, altri paesi insomma battono in ritirata e di certo non danno la disponibilità, compresa l'Olanda stessa, e quindi non è che come al solito debba rimetterci l'Italia. Sono stati fatti sbarcare alcune persone che erano in precarie condizioni di salute, adesso ce ne sono a bordo altre, ma devono assolutamente trovare una collocazione in altri paesi europei, non nel nostro. Perfetto. Adesso parliamo un po' di argomenti un po' più che riguardano i VIP, no? Perché sai che ci tengo a chiederti la mia passione, se sei stata invitato, se hai avvistato gli Obama ospiti all'aglio della villa di Clooney. Non so, c'è stato un movimento in questi giorni. Un movimento nel senso che c'è stata una coda, tutto bloccato a Como, con traffico, controlli, insomma abbastanza tutto paralizzato per questa visita che per carità è importantissima, e è chiaro che i dispositivi di sicurezza e questi meccanismi sono preziosi e devono essere utilizzati, ma era in concomitanza con questo altro evento che probabilmente loro hanno voluto combinare, e cioè con la rievocazione storica dell'isola Comacina, che prevede poi tutto uno spettacolo pirotecnico molto importante e molto frequentato, cioè la gente con le barche si avvicina all'isola e vede verso mezzanotte tutti questi fuochi dove sembra che si incendi l'isola, no? Quindi loro hanno gradito moltissimo questo spettacolo, nonostante all'inizio la giornata non fosse buona. Non fosse buona, ha fatto diversi nubifragi, infatti, però poi ora di sera si è liberato, sono stati felicissimi, e mi sembra che qualcuno abbia trascritto, qualche giornalista, poi se sia vero o no, che Obama abbia dedicato qualche parola dicendo che l'atmosfera sul lago era magica. Ecco, ma sono ancora lì o sono andati via? Sono ripartiti, tutti sono andati, adesso sono andati tutti a Londra, sia Clooney che Obama. Però guarda, se dovessi avere notizie te lo faccio sapere. Va bene. Senti, Alessandra, poi c'è anche un altro VIP, no? Per un'altra questione che riguarda uno sfratto della sua casa. Parliamo di Morgan, no? Lui dice i colleghi e gli amici non hanno mosso un dito. Qual è la vicenda di Morgan? Non so se hai letto qualcosa. Insomma, come al solito in queste cose, poi io ho una visione, con un taglio proprio sulle politiche sociali che devo dire, cioè, mette un po' sullo stesso piano a questo punto, che sia un personaggio famoso o meno, con le vicende purtroppo di molte famiglie. Sono circa 54.000 le famiglie o nuclei che ricevono uno sfratto esecutivo in Italia dagli ultimi aggiornamenti che ho potuto vedere, ecco, più o meno 2016-2017, poi secondo me sono anche in aumento, perché lui insomma diciamo che non ha pagato quello che doveva e quindi si può definire uno sfratto per morosità, probabilmente a sua definizione, non certo mia, che non mi permetto mai di giudicare la vita degli altri. Ha vissuto una vita complessa, insomma travagliata, e adesso si ritrova in questa situazione, però ahimè non ci si può sempre aspettare che gli altri pongano poi rimedio. È chiaro che per le persone in difficoltà i servizi sociali o in qualche modo le amministrazioni, gli enti locali, le associazioni possono intervenire e dare un supporto. Qui bisognerebbe conoscere un po' meglio nel dettaglio la vicenda. Quello che posso dire dal mio punto di vista è che ci sono tante persone in questa situazione che vengono comunque aiutate anche dai servizi sociali, si trovano delle collocazioni anche di emergenza. È chiaro che quando succede a un personaggio famoso dà un po' più di scalpore, ecco, però direi di non dimenticarci di tutti quegli altri che magari zitti subiscono un procedimento che io non so, non conoscendolo, di che grado e natura possa essere o quanto possa essere corretto o sbagliato. Da quello che ho letto, che abbiamo letto tutti, non è che lui dice che sia sbagliato, lui voleva che gli altri pagassero per lui. Alessandra, ti lasciamo andare, però prima sentiamo un altro ascoltatore o un'ascoltatrice. Pronto? Pronto? Ciao Antonio, sono Marisa, saluto la signora che non conosco. Ciao Marisa, Alessandra Locatelli. Io, essendo militante e della Lega, noi abbiamo le scatole piene di questi sbarchi. Il nostro capitano, come lo chiamiamo noi, si deve dare una mossa, perché non si può andare avanti così. È Strasburgo, è la Chiesa, è Papa Bergoglio, non si può. Noi paghiamo le tasse per loro. Mi dia una risposta, per favore, buona pagata.
Grazie mille signora Marisa. Allora, l'abbiamo detto tante volte, insomma, Alessandra. Sì, no, beh, comunque è sempre comprensibile la signora Marisa, così come tutte le persone che incontriamo anche ai nostri gazebo, piuttosto che io anche in comune, che dicono vorremmo essere aiutati prima noi, e quindi è proprio per questo che invece il nostro segretario federale, nonché ministro dell'Interno Matteo Salvini, si adopera con politiche di chiusura dei porti e con un pugno duro che mai in nessuna epoca storica si è mai visto in contrasto con quelle che sono le richieste dell'Europa e soprattutto anche quelle che sono le pressioni quotidiane, perché queste navi condotte da queste ONG con i loro portavoce, i loro avvocati hanno veramente stufato e mettono a dura prova quotidianamente con denunce, e fanno questi video e poi scrivono eccetera, quando sappiamo benissimo che tutto va solamente a beneficio di un mercato diciamo economico e di traffico di persone, perché non si può comunque pensare di portare via le persone dalle coste della Libia e portarle tutte nello stesso paese, e cioè in Italia. C'è comunque qualcosa che non va, e se qualcuno ancora oggi non se ne è reso conto, ha ragione benissimo la signora Marisa, bisogna fare di più, noi stiamo andando in quella direzione, bisogna che ci stiano tutti vicini, tutto il popolo deve essere compatto nel sostenere queste posizioni, perché sostenerle ogni giorno, come fa Matteo Salvini, come cerchiamo anche noi di fare, è dura. Benissimo. Però con l'aiuto di tutti direi che si può andare avanti bene. Allora, Alessandra, ti ringraziamo per essere stata disponibile, essere stata qui con noi come al solito, come ogni martedì. Ti auguro buona giornata, buon lavoro in commissione. Grazie. A presto, ci sentiamo martedì prossimo. Grazie mille. A te Antonio, buona giornata a tutti, avanti tutta, un abbraccio. Grazie mille ad Alessandra Locatelli, deputata della Lega. Pausa e poi ancora ci risentiamo. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In studio abbiamo in collegamento il governatore della regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana. Buongiorno Presidente, benvenuto. Passiamo a dire che è abbastanza sconvolgente quello che si legge sui giornali, quello che si sente nelle varie trasmissioni. Sconvolgente perché purtroppo si stanno facendo delle affermazioni che sono assolutamente prive di senso, infondate, senza un fondamento né giuridico né fattuale. Ciò detto, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Credo che, come ho ripetuto nei giorni scorsi, ci siano due fatti estremamente positivi. Rieccoci carissimi amici di RPL, abbiamo subito un'ascoltatrice, un ascoltatore. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno a voi. Buongiorno signora.
Ecco, complimenti anche a Fontana, che è una persona che mi sembra seria. Sì. Vabbè, io però vorrei fare una domanda, non so se si discosta al momento, Sì. però accettatela così com'è. Ecco, io vorrei sapere che cosa ci fa il nostro ministro degli esteri, visto che non ci sono, non mi risulta che ci siano accordi con i paesi da cui partano i migranti. Qual è il vorrei dire ruolo una dell'attuale parolaccia. ministro degli esteri, dice? Sì. Ecco, che cosa ci fa? Perché bisogna cercare di risolvere questo problema. Va bene, lo chiediamo Buongiorno. subito al nostro prossimo ospite, che è Daniele Capezzone, commentatore della Verità. Ciao Daniele, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Grazie mille. Allora, c'era una chiamata, non so se hai sentito, della signora, della nostra ascoltatrice, che ha detto qual è il ruolo attuale del nostro ministro degli esteri. Tu che ne pensi? Se dovessi fare una battuta, direi che la Farnesina è attualmente sede vacante, nel senso che il ministro degli esteri starei per dire che non c'è. Scherzando ma non troppo, ma insomma lo dico amaramente, si hanno notizie, questo riferisco alle cronache, solo di un grande attivismo anche un po' scomposto di Enzo Moavero, già montiano eurolirico, per negoziare per se stesso, ma tranne lui nessuno è favorevole, una sua nomina a commissario europeo, ma altre attività della Farnesina francamente non mi risultano, cioè nel mondo accadono cose di straordinaria importanza, negli Stati Uniti, nel rapporto teso tra USA e Cina, nel rapporto teso tra USA e Iran, in Medio Oriente eccetera, e alzi la mano chi ricorda un'attività della Farnesina su qualunque di questi dossier. Certo. Senti, Daniele, l'altro giorno hai scritto un articolo dal titolo "Il nuovo organigramma dell'Europa lo ha dettato Soros al Sole 24 Ore", un periodo, hai scritto, di grande attivismo per lo speculatore internazionale. Tra conferenze e apertura della sua università ha trovato anche il tempo di dare indicazioni sul futuro dell'Unione. Che indicazioni ha dato? Premesso che io non sono un complottista, non voglio demonizzare, però insomma qui c'è un signore che per carità viene presentato dalla sua organizzazione come una specie di benefattore, di filantropo, di profeta dei diritti umani e civili, per carità, e farà anche tante cose meritorie, se le fa, complimenti. Però insomma diciamo il suo protagonismo politico è perlomeno sospetto. Io vorrei ricordare, lo hanno fatto in pochi, l'ho fatto io stesso, l'ha fatto Tino Oldani su Italia Oggi, l'ha fatto Ivo Caizzi sul Corriere della Sera, che è accaduto qualcosa di strano tra fine novembre e primi di dicembre, esattamente nei giorni in cui anche allora era in corso, come si ricorderà, un confronto molto teso tra Roma e Bruxelles, tra l'Italia e la Commissione europea sulla manovra. Non si capisce bene a quale titolo Soros andò ad incontrare Frans Timmermans, che oltre a essere, lo è ancora, uscente vicepresidente della Commissione europea, quindi vice di Juncker e commissario europeo, era appena stato indicato dal Partito Socialista Europeo come Spitzenkandidat. Di che è andato a parlare? Qualcuno domandò in conferenza stampa ad una portavoce della Commissione: ma si è parlato anche della manovra italiana eccetera? E quella ha risposto: non posso né confermare né smentire. Ora, francamente, come smentita non è un granché. Ora, a che titolo questo incontra i commissari europei? Qualcuno dice parla di cose italiane, una sua fissazione l'ha raccontata Mario Monti, mica io, dice Mario Monti, dice mi telefonò, siamo nel 2012, per dire fate venire la Troica in Italia, bel consiglio, bel suggerimento, ci mancava solo questo. Perfino Monti disse di no. Allora, raccontare l'attivismo di questo personaggio e dei suoi diciamo portaparola italiani mi sembra una cosa necessaria. Certo. Allora, Daniele, abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Io proprio adesso ho letto su Google che la signora capitana, che non so diavolo come si chiami, vuole portare assolutamente il blocco.
cioè andando incontro anche alle sanzioni, eccetera, eccetera, che lei è responsabile di questi 42 personaggi, assolutamente li deve sbastare. Ora io mi domando, e qualcuno l'ha pure elogiata nei commenti, altri no, ma qualcuno sì. Adesso io vorrei sapere se veramente lei può farlo, e se può farlo, perché non l'ha fatto in Germania questa forzatura, oppure in Olanda o da qualche altra parte, o a Malta dove gli hanno detto un bel no? Ah, si riferisce alla Merkel, giusto? No, alla capitana della nave. Ok, ho capito, la capitana, sì, La capitana, lei si chiama capitana, non so, dice appunto che deve portare il blocco nonostante tutte le leggi italiane, come del resto aveva già stabilito da principio, benissimo. Perché questa è la realtà, Daniele. Non solo la signora ha ragione a porre un interrogativo molto severo sulle dichiarazioni di questa comandante della nave, ma c'è una cosa ancora più grave. Cioè questi denunciano ogni giorno, e la cosa è sicuramente preoccupante, mancherebbe altro, il peggioramento delle condizioni di queste 40 persone a bordo, mancherebbe altro che uno, come dire, debba rimanere insensibile a questo, però la domanda è: se questa è la situazione, perché per 13 giorni siete stati in giro per il Mediterraneo puntando solo sull'Italia? Cioè in 13 giorni di tratti di mare se ne possono fare tanti, no? Allora è evidente che volete lo scontro politico con l'Italia, è evidente che volete il braccio di ferro, è evidente che siete parte di una strategia volta a creare una tensione tra Unione Europea e Italia, mentre io segnalo che su tutta questa vicenda ancora una volta l'Unione Europea non c'è. Cioè alzi la mano chi ha sentito una dichiarazione di un commissario europeo, di un leader politico tedesco, di un leader politico olandese, di un leader politico francese. Cioè questi ci fanno regolarmente la morale, salvo però disinteressarsi completamente del problema. Per questo fatelo dire a un osservatore indipendente e non partitico. Quindi il tema non è discutere se uno è amico o nemico del governo, se uno è estimatore o disestimatore di Salvini e delle sue politiche. Bisognerebbe mettere tutti la maglia azzurra della nazionale e dire qualunque sia il governo che in questo momento è in carica, non si capisce per quale ragione gli altri paesi debbano avere questo atteggiamento nei nostri confronti, a dir poco doppio, no? Con una mano se ne disinteressano e con l'altra ci puntano pure il dito accusatore contro. Daniele, adesso lasciando da parte un attimo l'Europa, no? Vorrei parlare con te dell'azienda di occhiali Luxottica, no? Cosa ha progettato questa azienda? Diciamo, c'è stata una cosa abbastanza interessante da due diversi punti di vista. Il primo punto di vista è che nei mesi scorsi, come si ricorderà, Luxottica ha perfezionato diciamo un'intesa con la francese Essilor per una fusione che porterà in un tempo compreso fra 1 e 2 anni, fra 12 e 24 mesi, alla nascita di un grande gruppo che si chiamerà appunto Luxottica e Essilor insieme. E questa è già una cosa significativa quando due giganti ben guidati entrambi, senza intromissioni dell'Europa, senza intromissioni della politica, realizzano una grande intesa. Questa è una cosa comunque positiva. Dopodiché, nell'attesa che questa accordi internazionali si realizzi, Luxottica continua comunque a operare in Italia, dove ha una valanga di stabilimenti, e ha deciso praticamente di fare una revisione contrattuale risistemando gli orari. Come è noto, nell'attività diciamo che ha a che fare con gli occhiali c'è anche una qualche stagionalità, cioè ci sono 7-8 mesi di lavoro e vendite più intense e 4-5 mesi un po' meno intensi. Loro riorganizzano l'orario 8 ore nei mesi più intensi, 6 ore negli altri mesi, e in relazione a questo, naturalmente i dipendenti attuali possono decidere se adeguarsi o no a questo schema diciamo più flessibile. Se così fanno, c'è una stabilizzazione di oltre 1000 persone che passeranno da contratti o interinali o contratti a tempo in contratti a tempo indeterminato. Quindi tu hai più garanzie, più welfare, guadagno sostanzialmente invariato, ma c'hai un contratto a tempo indeterminato. Cioè questa è la dimostrazione del fatto che a volte, quando la politica non si impiccia, quando i sindacati non si impicciano, quando non si esagera con diciamo così lacci e lacciuoli, poi a volte delle cose positive e
e per le imprese e per i loro dipendenti in Italia accadano. Ecco, senti Daniele, un'altra domanda, che cos'è la Libra? Questa nuova criptovaluta che ha presentato Mark Zuckerberg di Facebook. Lo scopriremo nei prossimi anni. Lui per il momento ha fatto un grande annuncio, cioè lui dice Facebook insieme ad una serie di altri soggetti, 29 soggetti tra carte di credito, società di pagamento a distanza, giganti economici, eccetera, eccetera, si vuole inventare una specie di valuta immateriale. In buona sostanza, qual è il suo ragionamento, che è anche geniale, per carità. Lui dice c'è 2,4 miliardi, dico 2,4 miliardi di esseri umani che hanno un profilo Facebook. Sì. I più giovani tra questi non hanno nemmeno un conto corrente, non hanno una carta di credito, vivono letteralmente online. Lui dice io voglio creare un meccanismo per il quale possano, diciamo così, svolgere le loro attività di pagamento da lì. Ora, naturalmente questo suscita tutta una serie di interrogativi economici, la cosa funzionerà o non funzionerà, suscita una serie di interrogativi anche giuridici, cioè come interagirà questo con le banche centrali, con le banche tradizionali, con il sistema giuridico che conosciamo, ci interroga sul futuro, su come sarà il mondo, eccetera, eccetera. Io penso che questa cosa vada guardata. Certo, viene un po' da sorridere. Qui in Italia si sono criminalizzati i minibot, e invece poi dinanzi a una cosa così epocale, diciamo, la disattenzione è stata forte. Insomma, è un po' curioso che quelli che hanno demonizzato i minibot su quest'altra cosa fischiettano e non se ne sono accorti o cose del genere. Daniele, purtroppo siamo in chiusura. Vorrei chiederti oggi cosa stai scrivendo per domani o cosa scriverai oggi pomeriggio, insomma. No, vedremo, valuteremo in redazione su quali aspetti della giornata politica occorrerà soffermarsi. È chiaro che domani c'è un Consiglio dei Ministri, per altro verso si procede in questo negoziato con l'Unione Europea, su cui io sono, diciamo, meno pessimista rispetto ai giornaloni che già vedono l'Europa pronta a pacchettarci, eccetera. Io penso che diciamo, non siano nelle condizioni di agire in modo troppo arrogante contro il governo italiano, quindi vedremo realisticamente su uno di questi temi. Va bene, allora Daniele, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro a te, buona giornata a te, grazie a Daniele Capezzone, commentatore della Verità. Allora, vediamo un po', Giulio mi dà l'ok, in collegamento telefonico con noi abbiamo, non sentivamo da molto, il senatore Gianfranco Rufa, senatore della Lega. Buongiorno Gianfranco, come stai? Buongiorno a voi, mi mancavate. Infatti, allora, buongiorno. Non ci sentivamo da molto. Allora Gianfranco, in Senato questa settimana di cosa si discuterà? Questa settimana abbiamo il crescita, quindi settimana decisiva. Adesso nelle varie commissioni si sta lavorando proprio al perfezionamento del crescita spesso, nelle altre commissioni ci sono vari dibattiti, però ecco, questa è la settimana del crescita. Dove si raccolgono tra le tante cose. Mi fa piacere ricordare che abbiamo dato spazio, ma non a chiacchiere, a ciò che è il Made in Italy ed il Sounding Italy, quindi uno spazio vero, un approfondimento vero, una situazione seriamente considerata. Benissimo. Senti Gianfranco, tu che sei appunto di Frosinone, quindi sei del Lazio, Roma più o meno la conosci bene. Ecco, senti, sto andando a Roma. Stai andando a Roma. Anche il Papa, insomma, durante la messa della domenica ha praticamente parlato della cosiddetta monnezza di Roma. Qual è la situazione attuale proprio oggi, questi ultimi giorni a Roma? Poi col caldo, ecco. Sì, non è un attacco politico perché altrimenti posso essere tacciato per tale, però è una situazione imbarazzante. È una situazione imbarazzante che viene da un modo di fare politica che in questi ultimi anni purtroppo un po' cambiato, è il sistema del no, che
ti porta ad avere monnezza per le strade, Sì. ti porta a non avere le Olimpiadi a Roma e ti porta ad avere una serie di situazioni per cui la gente che dice sempre almeno ci hai provato anche se hai sbagliato, e qui non ci si prova e i risultati non ci sono. A livello di vivibilità, Roma, io ho 46 anni e la vivo da più di 20 anni, può avere attività commerciale, poi perché io ho frequentato l'università a Roma, Certo. penso che ad un livello così basso non l'abbia mai, purtroppo mai vista. Mai vista. Ovviamente, attenzione, in questi ultimi anni sono aumentati i problemi, quindi è tutto proporzionato. Aumenta il problema, però dovrebbe aumentare anche la presenza e la forza politica. Benissimo, senti, a proposito di università, Gianfranco, alla Sapienza è morto un giovane ad un rave party abusivo. Cosa è successo qui? Quali sono le ultime notizie? Guardi, è la mia stessa università, io sono laureato in farmacia e l'ho frequentata proprio presso la Sapienza. Sì. Il rave party non era autorizzato, qui bisogna affrontare le cose per quello che sono. Purtroppo ci sono dei vizi, delle volontà che vanno ed eccedono e si portano delle estremizzazioni, e poi c'è purtroppo questo che è successo e non stava scritto nel cielo e in terra, è una vera tragedia. Sinceramente quando capitano cose del genere mi sento di troppo a parlarne, perché questa è una vera tragedia. C'è un ragazzo che ti sta scavalcando un cancello e vai a vedergli che proprio sulla femorale ti va a cadere, ed è quella è una tragedia purtroppo. Poi che il rave fosse illegale o non autorizzato è sotto gli occhi di tutti. Parlarne, questa è una pura tragedia. Il cuore sta nei ragazzi, amici dei ragazzi e dei genitori, ovviamente. Il momento di svago penso l'abbiamo avuto tutti nella vita. Purtroppo è stato una tragedia. Ecco, senti Gianfranco, parliamo adesso di un'altra notizia di cronaca. Insomma, è evaso il super boss Morabito da un buco nel muro in Uruguay. Cosa è successo qui? Guardi, allora le notizie sono quelle che si leggono sulla stampa, c'è stata questa evasione, ma la cosa che interessa e che fa forte la Lega e fa forte Matteo Salvini è che non abbassa la guardia davanti a delle situazioni che sembrano quasi dimenticate. In genere si aspetta sempre un problema per affrontarlo. E invece noi stiamo affrontando con Matteo Salvini il problema dell'estradizione di persone che hanno comunque portato morte, vuoi per droga, vuoi per corruzione, vuoi proprio per omicidi commessi, e queste persone devono scontare la pena. Guarda caso, come si viene a sapere, una situazione del genere iniziano tutti a scappare. Ma io sono speranzoso che vengano ripresi e possano scontare, cosa che è già successo e sta succedendo in Italia, la giusta pena che devono scontare. Altro merito, che non smetterò mai di farlo, ma ancora tutte le forze dell'ordine che questa notte hanno arrestato nella zona del Bolognese, Reggio Emilia, un altro boss. Quindi ecco, non si abbassa la guardia, e questo è di grande merito, che si opera senza aspettare che succeda qualcosa per farlo. Questo è il grande merito che una struttura politica, una volontà politica abbia. Sì. Senti Gianfranco, ieri proprio durante il voto per le Olimpiadi invernali del 2026, che abbiamo visto, insomma, è stata scelta sia Milano che Cortina, si è fatto un altro annuncio, sullo stadio di San Siro. Un accordo ci sarebbe tra Milan e Inter, che dice, insomma, lo demoliremo e ne faremo uno nuovo. Tu che ne pensi? Guardi, ammetto che qualcuno si arrabbierà e ha ragione, lo dico subito, io non ho mai visto lo stadio di San Siro, cosa che mi sono promesso di fare a settembre, di viverlo. Sinceramente da tifoso è una cosa che mi fa male, però ecco, pensare che come in tutta l'altra parte, soprattutto in Inghilterra, c'è la volontà di strutturarsi per rappresentarsi, cosa che è già successa appunto con le Olimpiadi. Se è un atto dovuto, ben venga. Il rispetto è tanto, però, perché pare, ed è accertata la cosa, che sia Milan che l'Inter abbiano accettato che la zona sia San Siro.
Quindi ecco, a livello di tifoso calcistico che sono, è una cosa bellissima il fatto che venga rispettato un territorio o una zona. Sì. A livello anche economico e soprattutto a livello di leadership di strutture calcistiche a livello europeo e mondiale, penso che sia opportuno uno stadio innovativo, cosa che nei progetti. Certo. Quindi sì, il rispetto c'è e alla fine c'è questa volontà. Ben venga, il mondo va avanti. Io che sono un uomo del centro Italia, mi rendo conto che queste sono sfide della vita che comunque ti premiano. Certo. Mi dispiace purtroppo dirlo, per quanto sono contento di dirlo, si è rischiato con le Olimpiadi e le abbiamo vinte per tutta l'Italia. Certo. E si sta rischiando, tra virgolette, nel senso buono, con lo stadio, e ben venga, perché comunque si va avanti. E noi, ecco, visto che mi ha parlato di Roma, è tutto fermo. Certo. Tutto fermo, le Olimpiadi non si fanno, lo stadio non si fa e la città è piena di monnezza. Questa è purtroppo una realtà. Senti Gianfranco, tu hai detto sei laureato in farmacia, sei un farmacista, giusto? Io sono un farmacista non operante, perché mio padre aveva un'attività commerciale, venditore di mobili, per cui molte aziende del nord fanno parte della mia vita. Ecco, ma per quanto riguarda questa emergenza medici, tu che ne pensi? Anche in Molise abbiamo sentito l'altro giorno, la ministra Trento ha detto di mandare dei militari medici. Allora, guardi, questa qui è un'offesa ai cittadini che pagano le tasse. Non è ammissibile che in alcune parti d'Italia il sistema sanitario funzioni, poi è ovvio, siccome il sistema sanitario è riconosciuto tra i migliori al mondo, è ovvio che poi il problema c'è a Palermo come c'è anche a Milano, il problema c'è, deve esserci sempre se uno lavora, come dicevo prima. Però è inammissibile che in alcune strutture le cose vanno bene e in altre non vanno bene. Non è ammissibile, cosa che ho già detto, che in alcune strutture la siringa costa 200 volte di più che in altre strutture, o che in alcune strutture, come nelle strutture laziali, dove appunto che è la mia regione, vengono chiusi ospedali e in conforto alle chiusure degli ospedali non c'è nulla. Quindi se tu hai bisogno di sanità non sai a chi rivolgerti. E poi inizia tutta la tiritera dei dottori che mancano, o peggio, e qui è una cosa che sinceramente dobbiamo andare un po' a fondo, e poi è da capire come mai i nostri dottori si laureano a Tirana e tornano poi in Italia, dove le scuole sono diverse, la preparazione è diversa e dove, guarda caso, anche il numero chiuso non c'è. Certo. Quindi c'è una serie di situazioni che purtroppo esplodono con questa richiesta di medici, ma c'è una preparazione a questo problema enorme. Ovviamente indaghiamo, io mi sento di dire sempre scusa perché i tempi sono lunghi. Ti confido che oggi sono andato a chiedere in provincia quanto ci costa la provincia oggi rispetto alla provincia prima della riforma del Rio. Io sono sicuro che ci costa tanto quanto, se non di più. Per cui o affrontiamo le cose con forza, volontà e la stessa tenacia che ha Salvini, affrontando critiche senza problemi, oppure non si va avanti. Benissimo. Allora, Gianfranco, noi siamo in chiusura, ti ringraziamo, buona giornata, buon lavoro, grazie a te per essere stato qui con noi questa mattina. Un abbraccio a tutti, grazie. Grazie mille a Gianfranco Rufa, senatore della Lega. Vediamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Oggi il primo interrogatorio per Tattarella, il politico di Forza Italia, in carcere, accusato anche per associazione a delinquere. Per la prima volta Pietro Tattarella, l'ormai ex consigliere comunale milanese di Forza Italia, finito in carcere il 7 maggio nel maxi blitz della DDA milanese su un giro di tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti, ha deciso di essere interrogato dai magistrati. Il politico azzurro, anche ex candidato alle europee ed ex vice
vice coordinatore lombardo di Forza Italia, e al sesto piano del Pala Giustizia, nell'ufficio del PM, Silvia Bonardi, uno dei titolari dell'inchiesta coi PM Luigi Furno e Adriano Scudieri. Altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa: è stato arrestato l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Como, rivelazione di segreti d'ufficio, in carcere anche un funzionario e altri. Allora io vi ringrazio per averci seguito quest'oggi, ringrazio Giulio Carnelli al di là del vetro, ci risentiamo puntuali domani alle 10:35. Buona giornata a tutti.